7 aprile 1978. Sono intatto e in perfetta lucidità. Non è giusto dire che non sono più capace. La mia condizione si sta facendo sempre più precaria e difficile per l'irrigidimento totale delle forze politiche. Solo Saragat e un po' i socialisti hanno avuto qualche debole cenno a motivi umanitari. Degli altri nessuno, ed in specie la Democrazia Cristiana. Se questo blocco non comincia a scretolarsi un poco, ne va della mia vita. Il Vaticano va ancora sollecitato. Si deve chiedere che insista sul governo italiano. È un estremo tentativo. La mia pena è Luca. Lo amo e lo temo senza di me. Sarà il dolore più grande. Ma forse non si deve essere neppure un poco felici. In TV intanto compare il volto provato di Zaccagnini intervistato a Tribuna Politica. Il capo democristiano spiega che la scelta del partito di non cedere al ricatto brigatista è una scelta meditata, soprattutto responsabile, nel solco dell'insegnamento dell'onorevole Moro. In TV ha parlato anche Berlinguer, continuando a invocare intransigenza nei confronti dei rapitori. Prosegue intanto l'interrogatorio di Moro. Come abbiamo già detto, il prigioniero ci aiuta validamente a chiarire le linee antiproletarie, le trame sanguinarie e terroristiche che si sono dipanate nel nostro paese. L'informazione e la memoria di Moro non fanno certo difetto ora che deve rispondere davanti a un tribunale del popolo. Navighiamo nel buio, annota Andreotti nel suo diario. Vi è forse nel tener duro contro di me un'indicazione americana e tedesca? Cittadini, io Creonte vi ho convocato qui, voi soli tra tutti i tebani. In uno stesso giorno Eteocle e Polinice sono morti entrambi, l'uno sotto i colpi dell'altro, il fratello macchiato del sangue del fratello. Eteocle, che è morto per la sua città, combattendo con valore, deve essere sepolto e ricevere tutti i riti che accompagnano gli eroi nel mondo dei morti. Ma per il suo consanguineo, intendo Polinice, niente. Era stato esiliato, è tornato qui per distruggere Tebe con il fuoco, per saziarsi del sangue dei suoi concittadini, per renderli schiavi. Ho vietato alla città di fargli il funerale. Il suo cadavere deve restare insepolto, lasciato in pasto ai cani e agli uccelli. Ne faranno scempio. Questo è il mio pensiero. Onorare i delinquenti, metterli prima delle persone per bene, mai e poi mai. Tu, sì, dico a te, tira su la faccia. Parla, sei stata tu o no a seppellire il cadavere? Sì, sono stata io e non lo nego. Lo sapevi o no che l'avevo vietato? Certo che lo sapevo. Il bando era chiaro. E hai osato infrangere la legge. E chi l'ha fatto questo bando? Dio? A me non risulta. Oppure la giustizia dei morti? Non ha mai stabilito leggi simili. Non credevo che i tuoi ordini fossero così potenti da obbligare un essere umano ad infrangere le leggi degli dèi. Quelle sono leggi non scritte e incrollabili. Non sono di oggi o di ieri. Vivono da sempre e nessuno sa quando sono apparse. Non mi faccio punire dagli dèi per paura di un uomo. Ti sembro pazza? Per me il pazzo sei tu. Che ostinazione! Ha compiuto un crimine, ha infranto le leggi stabilite e per giunta se ne vanta, ci ride sopra. Io non sono più un uomo se non la punisco.